Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi iniziamo oppure proseguiamo il discorso che abbiamo cominciato parlando appunto dei tarocchi, ma cominciamo proprio a vedere le singole lame, partendo dalla numero 1, il bagatto. Faremo appunto una carrellata per quanto riguarda i significati impressi nella lama e vedremo appunto alcuni significati poi anche nella lettura. Ma andiamo con ordine così che stabiliamo uno schema descrittivo che poi andremo a rispettare lama per lama. Ehm, Intanto osserviamo un po' questa figura. Noi sappiamo che il bagatto, appunto, porta il numero 1. Il numero 1 sappiamo dalla numerologia, ma anche dalla gematria, insomma, come voglia essere pronunciato, che è l'inizio, il principio di tutto, la causa prima. Dunque, cos'è la causa prima nella Cabala? La causa prima nella Cabala è la Keter. E uno dei rimandi è questo cappello a forma di 8, che rimanda appunto al lavoro infinito che dobbiamo compiere vita dopo vita, ciclo dopo ciclo, sulla nostra personalità e sui nostri elementi interiori. Perché è tanto importante questa figura? Intanto osserviamo alcuni elementi. Come vediamo ci sono degli oggetti di cui vedremo adesso poi il significato, che sono distribuiti sul tavolo, c'è una certa postura del personaggio, come vediamo è un giovane uomo, e le tre gambe del tavolo, anche la posizione dei piedi è molto indicativa. Osserviamo bene dunque, il giovane uomo è a questo punto la nostra anima acerba, inesperta, la nostra personalità che però decide di iniziare un lavoro che sarà molto importante proprio sugli elementi, gli elementi interiori che compongono appunto la personalità. Cosa possiamo osservare? Ho già detto una serie di indicazioni e vediamo intanto che impugna una bacchetta rivolta verso l'alto. La bacchetta è il dominio appunto sugli elementi ed è anche ponte di collegamento fra il basso, cioè questa vita materiale, e l'alto, i regni superiori. Il ragazzo, il giovane, è molto ben disposto, la sua espressione è positiva, laboriosa, infatti ad una lettura collegata a uno stato per esempio dell'attività, del lavoro, possiamo sempre dire o preannunciare un buon inizio e una nuova appunto avventura positiva nell'ambito lavorativo. Chiaro, poi dovremo sempre analizzare le lame che precedono e seguono il bagatto. Osserviamo però gli elementi sul tavolo. Non a caso dico gli elementi, poiché ognuno di questi riconduce a un elemento della creazione. Le coppe riconducono all'acqua, le lame riconducono all'aria, i denari riconducono alla terra e il bastone, che comunque è presente anche come l'elemento nelle mani, riconduce al fuoco. Il fuoco è l'attività, l'iniziativa e così via. Allora, cosa significa dunque? Significa che l'iniziato, cioè la persona che decide di intraprendere il percorso spirituale, dovrà appunto imparare a gestire questi elementi e perfezionare le componenti di questi elementi all'interno della sua personalità. Abbiamo infatti già visto in altri video come sia importante, decisamente fondamentale l'autoanalisi, il lavoro su di sé, l'osservazione della personalità. Infatti il famoso conosci te stesso è il leitmotiv di tutte le scuole iniziatiche. È necessario appunto
riconoscere dentro di sé gli effetti che gli elementi predispongono o offrono sulla nostra personalità e a cosa ci mandano incontro. Ma proseguiamo dicendo appunto che la postura del bagatto ricorda l'Aleph. Per quelli che non sapessero o non conoscessero ancora le lettere dell'alfabeto ebraico, sappiate che è una buona occasione per imparare a dargli uno sguardo e cominciare a conoscere i profondi e immensi significati di questo alfabeto che ha connotazioni anche di carattere magico, tant'è che è usato nella Kabbalah magica operativa. L'Aleph è sempre, essendo la prima lettera dell'alfabeto, rimanda appunto all'inizio di ogni cosa ed è associato proprio alla valenza numerica del numero 1. Allora, la lettera Aleph è questa, la prima. Dunque ora guardate l'Aleph e guardate la posizione del bagatto. Come vedete si somigliano e non è un caso per cui è stata disegnata proprio la torsione del busto, del corpo in questa maniera, poiché il lavoro su di sé è il principio del sentiero iniziatico. Le tre gambe del tavolo rappresentano le tre componenti dell'anima, Nefesh, Ruach e non mi ricordo più l'altra, scusate, ho un vuoto di memoria, Neshama, ok, Neshama, cioè inferiore, medio e superiore. Sono i tre livelli e dunque il tipo di lavoro che deve essere svolto su tutti i livelli animici in modo uniforme proprio perché si cresca in equilibrio. È importante appunto sempre portare l'equilibrio all'interno di noi. Dunque il significato simbolico di questo arcano è la simbologia appunto dell'unità, della potenza, la stabilità, la continuità, in ultima analisi la volontà, che è la prima principale caratteristica appunto che un iniziato deve porre sul suo lavoro, deve imporsi proprio al di sopra di ogni forma di condizionamento e riconoscere le strutture dei condizionamenti che porta dentro di sé. Dunque è un impegno costante, continuo e molto, molto importante. La corrispondenza zodiacale del bagatto è con il Sole. Io vi consiglio di comunque meditare sempre sulle varie lame proprio per poter mettere in relazione non solo i simboli che vi vengono spiegati di volta in volta, ma anche proprio le intuizioni personali che riceverete dall'interiorizzare i simboli e probabilmente dal cogliere anche altre informazioni che magari possono nascere appunto dalla meditazione e da quelle intuizioni interiori che ci aprono verso nuove opportunità, nuove comprensioni. Allora, il bagatto, molto velocemente, se abbinato per esempio al diavolo, seguito dalla morte, dall'eremita, perciò deve essere una combinazione molto particolare e dunque molto rara, ma in quel caso può indicare un lavoro, diciamo che si è subito un lavoro di attacco occulto, una forma di maledizione oppure una magia nera. Abbiamo detto bagatto, seguito da diavolo, morte ed eremita. Dunque c'è proprio un tentativo di distruggere, isolare completamente la persona o il consultante. Questo comunque è una cosa rara, non è una cosa che non esiste, esiste ma è raro. Allora, a fianco del matto invece, che poi comunque impareremo a vedere man mano che proseguiremo le nostre condivisioni, accanto al matto indica proprio
un interesse completamente nuovo che arriva così all'improvviso e che scardina un po' tutto ciò che già conosciamo o tutto ciò che è considerata la nostra vita fino a quel momento. Allora, invece il bagatto e il sole garantiscono un successo e un nuovo inizio, anche perché entrambi riconducono alla sfera solare e riguardano appunto dal punto di vista iniziatico proprio l'avvio di un qualcosa che ci avvicina a sfere molto più alte, ma da un punto di vista materiale ci può indicare una grandissima realizzazione personale che proprio ha avvio grazie al nostro impegno, al nostro sforzo e a una nuova attività, un nuovo lavoro che magari abbiamo intrapreso. Sicuramente ci saranno altre indicazioni, altre cose che scoprirete poi nell'ebook che verrà poi pubblicato alla fine appunto di questo percorso, insieme poi con alcuni esercizi di tipo magico che possiamo proprio attuare per rafforzare il percorso e il sentiero iniziatico che stiamo intraprendendo con proprio gli arcani superiori, gli arcani maggiori. Allora vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto.